Giorgio Piazza, Presidente Consorzio Veneto Orientale. Presidente, quali sono i punti salienti, le linee guida della sua strategia per i prossimi 5 anni di mandato? Innanzitutto io voglio continuare nella linea tracciata dall'amministrazione e dalla gestione precedente, perché il lavoro svolto nei passati 5 anni è stato un lavoro egregio. Ricordo che ha prodotto la fusione di due importanti consorzi e quindi le linee guida sono linee guida legate a una corretta gestione in mezzo alle difficoltà economiche dovute ai mancati trasferimenti da parte della Regione per lavori già svolti, e quindi cercare di portare all'interno, con successo peraltro, del Consorzio, percorsi innovativi a riguardo di progettualità, ma soprattutto a riguardo di forme di finanziamento innovative che non siano, diciamo, ascrivibili a percorsi già visti, ma che utilizzi questo nuovo approccio, che utilizzi forme che vanno a toccare i progetti europei, quindi fondi strutturali, ai quali noi dobbiamo essere in grado come struttura, no? E questa è la prima cosa che ho chiesto, quindi una fortissima innovazione nella ricerca di risorse, perché le esigenze che ha questo grande consorzio sono proprio quelle di una messa in sicurezza dal punto di vista idraulico e quindi opere anche nuove, ma soprattutto poi il discorso legato alla parte irrigua. All'80% dei terreni che sono insiti nel consorzio sono terreni ad altissima vocazione agricola, e dove si produce dal vino a denominazione al mais, ma anche radicchio, colture di alto pregio, ha bisogno di acqua, e di acqua soprattutto di qualità. Quindi questo sia il tema fondamentale, quello con il Consiglio di amministrazione e tutta la struttura di portare un rilancio e una spinta ancora più forte verso questo tipo di approccio, proprio per cercare di dare più risposte possibili agli imprenditori, che ovviamente, oltre ai guai dovuti al maltempo e quindi alle frane piuttosto che all'interramento di fossi e canali, chiede anche una redistribuzione di questa importante risorsa che è l'acqua, perché è un consorzio ricco d'acqua, però in certe parti del territorio è mal distribuita.